Una giornata di continui rinvii, una nottata che il segretario nazionale Matteo Renzi ha definito devastante. Se ancora dei nodi dovevano arrivare al pettine all'interno del Partito Democratico, la miccia è stata la scelta delle candidature per Camera e Senato. Direzione nazionale rinviata per tutto il giorno ieri, decisione alle 4 del mattino, fuori nomi eccellenti dati per certi come il veneziano Andrea Martella, orlandiano, su cui l'ex premier ha messo un pesante veto, aprendo invece le porte a fedelissimi come il segretario regionale Roger Demenec. E dalla notte, definita da più d'uno dei lunghi coltelli, risulterebbe fuori dai collegi veneti lo stesso Renzi, dato per probabile in quello Treviso-Belluno per il Senato, addirittura come capolista prima di Laura Puppato. A rifiutare a notte fonda la corsa all'uninominale per il Senato invece un'altra trevigiana, Simonetta Rubinato. Per un Renzi che in Veneto non dovrebbe correre, un Dario Franceschini, attuale ministro dei beni culturali, che invece si candiderebbe a Venezia. Fuori dai listini proporzionali, quelli blindati, anche il sottosegretario per Paolo Baretta, piazzato in un collegio uninominale. A Vicenza confermati gli uscenti Filippo Crimi, Rosanna Filippin, Diego Zardini, a Padova Alessandro Zan e Vanessa Camani insieme all'ex sindaco di Este Giancarlo Piva. Nel centrodestra il presidente dell'UDC Antonio De Poli correrebbe nel blindatissimo collegio uninominale al Senato a Padova, mentre Enrico Zanetti di Noi con l'Italia finirebbe invece fuori regione, candidato solo al proporzionale Flavio Tosi. Quanto ai 5 Stelle si stanno verificando le compatibilità, termine ultimo per le liste lunedì.